Finale da dimenticare per il Palermo Futsal Club 3-4 contro l'Oratorio San Vincenzo, qui con mister Gentile. Chiediamo subito un commento a caldo sulle emozioni di questa partita. Allora, è stata una partita molto emozionante, alla fine non ci ha visto sorridere, quindi ovviamente non possiamo che essere scontenti. È un grande peccato, avevamo in pugno il campionato, adesso molto probabilmente ci andremo a giocare ai playoff, però rimango lo stesso fiducioso, anzi non vedo l'ora che si giochino questi playoff. Proprio parlando di playoff, cosa bisogna fare per tenere alta l'asticella dopo una delusione così? Ma guarda, se conosco un minimo i ragazzi non c'è bisogno di dirgli niente, perché avranno una rabbia dentro che le prossime partite so già quello che faranno. Questo pomeriggio doppio vantaggio 2-0, 3-1, poi la rimonta in entrambi i casi, cosa è successo? Ma guarda, 2 gol nel calcio a 5 non sono niente, come visto si possono fare o subire nel giro di pochi minuti. Questa è stata una partita in cui ci sono state tantissime occasioni da gol, quindi non mi stupisco. Adesso invece uno sguardo alla prossima partita contro il Futsal Emili, che questo pomeriggio ha perso contro l'Altofonte. Quanto è importante tornare a sorridere e vincere? Sì, è fondamentale, è importantissimo, ma ripeto, se conosco un minimo i ragazzi sono sicuro che non ci saranno problemi da qua alla fine del campionato.